Le Camere di Commercio di Venezia Rovigo, Padova e Treviso Belluno, pari ad oltre 500.000 imprese, entrano come soci nell'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni. L'ingresso dei Trenti è stato presentato a Palazzo Balbi a Venezia alla presenza del presidente della regione Luca Zaia. Il contributo è di 150.000 euro in questa prima fase, è una fase direi di partenza perché il sistema camerale quest'anno è stato molto impegnato, soprattutto nell'aiuto al credito alle imprese abbiamo messo 25 milioni di euro. Interessa comunque 3 Camere ma sono 5 province. Un dialogo è stato avviato anche con Vicenza e Verona, dove si sono tenuti incontri con il comune per arrivare ad organizzare un festival shakespeariano. Come saranno investiti i fondi che arrivano dalle Camere di Commercio? Tutto in produzione. Noi dobbiamo crescere in capacità produttiva. Il Teatro Stabile del Veneto è un ente che deve produrre almeno il doppio di quello che già fa. Fino ad oggi perché non l'ha fatto? Un po' per pigrizia, ma anche perché i fondi non bastano mai. Ma perché i fondi non bastano mai? Perché non possiamo chiedere solo e soltanto allo Stato, nelle sue diverse articolazioni, di essere il socio che mette soldi. Dobbiamo chiedere al territorio: ci credete? Ci avete l'ambizione? Economia e cultura non sono mondi paralleli, al contrario si tratta di realtà che spesso si incrociano e si influenzano più di quanto si possa pensare. 4 anni fa, per fare un esempio, la Camera di Commercio di Venezia ha fatto una verifica sull'indotto che porta all'attività della Fenice di Venezia. Bene, da questa indagine è risultato che fatto 100 l'investimento che la Fenice fa nelle sue attività culturali, c'è un indotto che porta 8 volte l'investimento. Se cultura ed economia sono due anelli sempre più strategici ed indivisibili per la crescita e lo sviluppo di qualsiasi territorio e della sua comunità, ha commentato Antonio Santocono, presidente della Camera di Commercio di Padova, ancora di più lo sono in questo periodo di pesante ed enorme incertezza per il futuro.